Ciao amici, ci troviamo in Sardegna, si vede? Lui è? Gigi. E tu sei? Gianni. Da quanto tempo ci conosciamo? Parecchi anni. Quindi tu cosa fai? Qua stiamo dando la razione. Ci dai la chicca? Questa serve per il per... grano, per entrare. E loro sono lì che stanno aspettando? È tutto mais quello? Mais, si può mettere quello che vogliamo, però adesso noi mettiamo. Per catturarlo, Allora, se no ci non penso io un pochino. Mi volete per aiutante? Certo! Ecco. A questo punto adesso noi ci nascondiamo perché sono capaci di non mangiare e di fare poco latte. Hanno capito che ci sono degli estranei, Sì, subito. Dicono che le pecore sono furbe, intelligenti. Dicono che sono scemme, invece No, a volte no. capiscono più di noi. Quindi bisogna camuffarsi da pastore. Iniziando a mungere, la prima. Certo, la sera ne hanno di meno, la mattina La sera di meno. mi dicevi che la sera fanno meno latte, Meno la mattina. la mattina di più, Sì, perché hanno mangiato, perché sempre così. è sempre così. Poi ci sono pecore di queste che hanno già figliato Sì. diciamo a novembre, adesso sono già sfruttate. Quanti anni ha una pecora così in media? In media sono 3-4 anni, 3-4 anni. anche di 2 anni. Quindi queste hanno fatto tutti gli agnellini, queste pecore qua. Sì, tutte figliate queste. Ah, tutti gli anni hanno fatto i piccolini. Sì, ma molte di queste Sì. hanno figliato diciamo a novembre. Sì, Da dicembre le mungiamo noi. Sì. E adesso in questo periodo cominciano a calare il latte. cala, E poi perché i piccoli sono già, per lei sono già svezzati. hanno già prodotto Prodotti, molto latte, sì, capito? sì. Questa è una buona pecora, diciamo, c'è una buona mammella, guarda. Un po' di latte. Gianni, quando hai cominciato a fare questo lavoro? Io ho incominciato nel 92, dopo che sono tornato dall'università, dopo che ho provato l'università, non c'era nessun lavoro e quindi sono venuto qua con mio fratello. Quindi l'università cosa hai studiato? Ho provato a fare economia e commercio, ho provato, però me ne sono tornato e quindi per non rimanere senza fare niente sono venuto qua in campagna a casa. Invece tuo fratello cosa ha fatto come scuola? Stavo arrivando alla quinta agraria e mi sono ritirato prima. Perché non ne avevo voglia più. Non ne avevo voglia più e allora mio padre mi ha costretto ad andare a lavorare. Quanti anni avevi? Quando hai cominciato con le pecore a lavorare? Le pecore sui 20 anni, diciamo. Prima lavoravo io. Prima sei andato a scuola? Dopo la scuola ho iniziato, avevamo lavori di blocchiera noi qui in campagna, Certo. poi piano piano, dopo con le pecore, le avevamo già di famiglia. Adesso questo latte dov'è che lo porti? Nel caseificio a drogare. Lo fanno vari tipi. Vari tipi. O il pecorino romano,
Romano. Però Il vino romano lo facciamo in Sardegna, quello salato, poi lo esportano in America, lo facciamo in Sardegna, 95% latte sardo.